Abbiamo una parte di telegiornale che riapriamo parlando della battaglia anti-Equitalia, nuova protesta del movimento che ha allestito il presidio permanente in Viale Trento. Questa mattina sit-in sotto il Palazzo della Regione, nuovo appello alla Giunta sarda. Sentiamo Carlo Manca. Roma tace e lascia che Equitalia prosegua col suo saccheggio e allora si pronunci la giunta regionale e ci dica che fine ha fatto il documento approvato dal Consiglio lo scorso 17 novembre, quell'ordine del giorno col quale il Consiglio chiedeva di limitare lo strapotere di Equitalia e bloccare aste e pignoramenti. Oggi le donne del movimento Feminas de Suo Plusardu sono tornate davanti al Palazzo regionale di Viale Trento, sono tornate per chiedere un segnale al presidente Cappellacci. Noi vogliamo risposte, perché tutti fanno utili, perché le multinazionali del vento, dell'aria, del sole fanno utili e i sardi stanno morendo di fame? Qual è? Cosa dobbiamo fare? E questa è la disperazione. Guardate, bisogna farlo sapere, la gente sta soffrendo. La richiesta principale resta una: applicare l'articolo 51 dello Statuto, quello che permette alle azioni sarde di rifiutare un provvedimento finanziario nazionale che risulti dannoso per l'isola. Ad aspettare una risposta decine di imprenditrici dal comune destino, storie di chi ha puntato su un contributo o su un prestito per poi ritrovarsi con le spalle al muro e l'acqua alla gola. Ho preso i finanziamenti dalla legge femminile e mi sono ritrovata in una situazione allucinante in quanto praticamente, secondo gli studi di Sattore, io non ero congrua. Praticamente mi hanno messo una multa di circa 145.000 euro, ingiustamente, in quanto praticamente io ho sempre fatto la contabilità come doveva essere fatta, non sono un evasore fiscale e mi ritrovo nella situazione oggi di pagare 7.000 euro al mese, cosa che non riesco più a fare e che praticamente sto rischiando. Adesso sì che non sto pagando più le cose che devo pagare perché è umanamente impossibile pagare 7.000 euro al mese.